Chen Wong, il signor New è il titolo del progetto che presenta qui a Sarmede. Come è nato e qual è il suo significato? Probabile è me stesso, perché da piccolo mi piace tanti i mostri, anche immaginavo tanti se i mostri veramente esistono in questo mondo. Io ricordo una storia molto, magari una piccola storia per altre persone, però mi ha influenzato tanto. Quando ero piccolo ho guardato un cartone e nel cartone hanno detto: quando hai trovato questo pezzo di mostro, ricordarti consegnarlo all'ufficio universo. E poi ho chiesto a mio papà: ma davvero esistono questi pezzi di mostri? E mio papà in generale è una persona serialissima, quindi ha detto, però lui ha detto: ma chi lo sa? E poi mi ha fatto molto paura, perché veramente ho creduto a questa cosa. Quindi nella questa storia, signora New, anche è veramente sempre crede esistono i mostri in questo mondo. Quindi quando ha ricevuto questa mappa, con tutto coraggioso è andato così per trovare questi mostri. Magari per altre persone pensano lui è fuori, però per lui è una cosa, è come trovare veramente i tesori. Invece anche nella mia storia, come ognuno ha trovato i mostri dalla prima, ma mostri sempre con lui insieme. Sì, questa è una mia idea da originale. Lei è originario della Cina e oggi le sue opere sono in mostra a Sarmede. Quali sono le sue sensazioni? Si sente emozionato? Ma è tutte le cose fantastiche, perché se io sono già in Italia 10 anni, quindi se adesso ritorno a quel momento, quando ero in Cina, non posso immaginare questo momento di adesso. E poi questo posto è la prima volta che sono visitato, è una piccola città, tutto pace, bello, con sotto alpini, con tutti questi belli paesaggi. Anche la mostra organizzata da Gabriele, tutto bellissimo, tutti artisti grandi, bravissimi, simpatici, quindi non posso chiedere di più, è una cosa fantastica, sì.